Cari volontari di Goletta Verde, oggi a Venezia, all'isola della Certosa, per illustrare i risultati dei prelievi effettuati lungo le coste della nostra regione, report per il quale le acque del nostro litorale sono in regola, 11 punti campionati al mare e presso foci e canali, a Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Jesolo, Eraclea, Portotolle e Rosolina. I dati della Goletta in Veneto sono buoni finalmente e quindi è una soddisfazione quello che possiamo esprimere. Dall'altro lato però non possiamo dimenticare che c'è ancora molto da fare. Uno, ce l'hanno raccontato i dati delle campagne precedenti. Nota dolente, in Veneto, così come in diverse altre regioni italiane, sottolinea Legambiente, carente se non addirittura scarsa l'informazione sulla qualità delle acque ai bagnanti. Un aspetto che noi abbiamo riscontrato molto carente è quello della comunicazione, in quanto in tutti quanti i siti che abbiamo monitorato mancano le indicazioni previste per legge per i bagnanti relative appunto allo stato di qualità appunto delle acque che vengono monitorate. Mare Veneto da continuare a tutelare con la sua biodiversità. Anche quest'anno abbiamo visto attraverso la numerosa presenza di meduse che il sistema non è in equilibrio. L'anno scorso avevamo avuto il grande piacere della deposizione della tartaruga. Ci sono altre situazioni di grande importanza per il nostro litorale come la spiaggia del Frontino a Caorle, non adeguatamente tutelata dal comune di Caorle che non applica tutte le normative a tutela, ma questo per dire che la biodiversità è un valore.